firmato Redazione Sportiva di Radio Padania con la consueta puntata del lunedì sera di Calcio Parlando, firmato dalle voci consueti di Daniela Madasi e Adriano Ancona. Siamo qui a commentare quanto è successo nell'ultimo fine settimana calcistico, quindi parleremo di Serie A, ma anche di Serie B, quindi 26esima giornata della massima serie e anche 27esima giornata di un campionato cadetto, considerando che in questo lunedì sera non ci sono posticipi né per la serie superiore né per la serie cadetta. L'unico posticipo del calcio professionista riguarda il campionato di Lega Pro per la gara fra Reggiana e Savona. Una settimana abbastanza particolare perché vedrà la disputa poi mercoledì sera dell'amichevole fra Spagna e Italia con le annesse polemiche per i casi cosiddetti Chiellini e De Rossi, che poi andremo ad analizzare, per le convocazioni quindi di Cesare Prandelli, che ha convocato un Chiellini fortunato che da settimane non fa un minuto con la Juventus, poi diciamo così per aver anticipato la scelta del suo codice etico più volte invece usato a persona nei confronti di De Rossi, che comunque direi Adriano che in questo caso forse Prandelli ci ha visto bene, anche perché la decisione di non convocare De Rossi è arrivata soltanto qualche ora prima della decisione del giudice sportivo, allorché al centrocampista della Roma sono state date 3 giornate di squalifica per la gomitata data nella gara di sabato sera fra Roma e Inter a Manuel Icardi, giudice sportivo che poi ha dato per la cronaca anche che 3 giornate Jan Jesus dell'Inter per una stessa azione nei confronti di Alessio Romagnoli, poi sempre giusto per rimanere nel numero 3 delle giornate di squalifica anche al calciatore del Sassuolo Berardi. Sassuolo che avevamo già anticipato ieri sera, ha esonerato Malesani 5 gare, 5 sconfitte. Ci siamo chiesti come Malesani è arrivato sulla panchina del Sassuolo. Non abbiamo avuto risposte, se non che da domani Di Francesco ritornerà alla guida della formazione modenese. Per chiudere il discorso della giornata sono state assegnate dalla Lega Calcio anche le cosiddette panchine d'oro per la massima serie ad Antonio Conte della Juventus, mentre la panchina d'argento per quanto fatto nello scorso campionato cadetto è finita proprio a Eusebio Di Francesco. Quantomeno Adriano, diciamo così, che Di Francesco ritorna alla guida del Sassuolo, che probabilmente a fine campionato retrocederà in Serie B, però diciamo così si è ripreso quello che si era comunque guadagnato l'allenatore emiliano. Certo, perché poi comunque il Sassuolo ha dovuto fronteggiare tutta una serie di cambi in corsa. Parliamo di giocatori ovviamente, insieme a Malesani era arrivata tutta una truppa di nuovi elementi per quanto concerne il secondo scorcio di stagione per il Sassuolo, una già burrascosa prima parte e poi ovviamente anche le difficoltà. 5 sconfitte consecutive per Alberto Malesani. Il Sassuolo così era salito agli onori della cronaca positivamente per i 4 gol rifilati al Milan il 12 gennaio scorso, 4 gol di Berardi peraltro, e poi da lì tutto un crollo verticale con Malesani che purtroppo per lui non è riuscito a dare un'impronta positiva al Sassuolo. Paga per quanto riguarda nello specifico la partita di ieri lo 0-1 col Parma, decisiva questa gara risolta peraltro da gol fulmineo di Parolo, e quindi un Sassuolo che si trova in fondo alla classifica dove di fatto aveva cominciato, perché in pratica la Cenerentola del campionato era un po' stata dipinta così come la formazione neroverde. Adesso torna Di Francesco, quindi come spesso capita in questi casi sconfessata la decisione di metà campionato. Assolutamente, anche perché diciamo così delle ultime sconfitte di fila del Sassuolo 5 soltanto sono da attribuire a Malesani e un Di Francesco, diciamo così, che a un certo punto dopo quelle incredibili vittorie contro il Milan sembrava, diciamo così, aver sterzato la stagione della propria squadra, invece poi la formazione emiliana è evitata in un baratro, soprattutto l'abbiamo spiegato più volte, per l'assurda scelta di andare a cambiare completamente l'assetto della squadra, comprando 11 giocatori, mettendone 8 titolari, e di questi 8 praticamente molti non giocavano da 6 mesi, per cui una scelta incredibile che ha portato purtroppo il Sassuolo all'ultimo posto della classifica. Questo per analizzare quanto è successo anche in questo lunedì. Adriano, possiamo dire che finalmente è un lunedì in cui di fatto possiamo dire non ci sono quasi assolutamente polemiche arbitrali, e finalmente sarebbe anche, è una notizia ma non sarebbe da dare, però è giusto darla. Sì, anche volendo cercare certamente tra le pieghe del turno
non ci sono partite in cui recriminazioni hanno preso il sopravvento. È chiaro che parliamo di Milan-Juventus, però il turno è stato un po' catalizzato da questo Roma-Inter che ha visto sì sbagliare da una parte e dall'altra, quindi polemiche che diciamo si fermano sull'onda dell'equilibrio, e poi però giustamente lunedì ha portato, come ricordavi tu, anche i provvedimenti, cioè le squalifiche di De Rossi e di Guaiesu. Ecco, sul discorso De Rossi si parlava del fatto che fosse giusto o meno sospendere la sua presenza in nazionale in attesa della decisione del giudice sportivo, però quello che ha fatto, al di là della squalifica o meno, era un po' sotto gli occhi di tutti. E intanto ecco l'Italia che, come si ricordava anche prima, andrà a giocare questa partita a Madrid contro i campioni del mondo, in carica, test molto significativo, e quindi settimana, come dicevamo anche prima, sgombra da impegni di club, a cominciare da questo lunedì, e poi insomma si ripartirà. Però il turno di campionato che ci siamo lasciati alle spalle piuttosto ricco, con la vittoria della Juve a Milano contro i rossoneri, contro il Milan 2-0, il pareggio dell'Olimpico 0-0 sabato sera tra Roma e Inter, che ha dato certamente una connotazione precisa al campionato e a questa lotta a scudetto che adesso possiamo leggere in un certo modo, indubbiamente. È una Juventus che è volata più 11 nei confronti della Roma. La Roma deve di fatto recuperare ancora una gara contro il Parma. In caso di vittoria i giallorossi risalirebbero a -8, però con lo scontro diretto a sfavore, quindi di fatto sarebbero poi realmente 9 punti, a meno che la Roma non vada a vincere lo scontro diretto superando la Juventus con più di 3 reti di vantaggio, e questo magari risulterebbe assai difficile. Un turno di campionato quindi che ha visto la Juventus volare in fuga a 69 punti. Consideriamo che nelle ultime 18 gare la formazione juventina ne ha vinte 16 su 18, ne ha pareggiate 2, quindi ha messo in cascina qualcosa come 50 punti, una serie incredibile, considerando che dopo la sconfitta di Firenze la Juventus aveva 19 punti, sono passate 18 giornate, ne ha messi in cascina appunto altri 50. La Juventus che poi domenica affronterà alle 12:30 la Fiorentina, l'abbiamo detto, per un trittico di gare che vedrà Juventus e Viola poi incontrarsi 3 volte nel giro di 10 giorni, considerando anche lo scontro europeo per quello che riguarda l'Europa League. E questa gara forse risulta essere, diciamo così, anche quella più importante del prossimo turno, rimanendo invece sulla stretta attualità. L'abbiamo detto, a livello di primi posti soltanto la Juventus è andata a vincere, perché la Roma ha pareggiato l'Inter, il Napoli ha fatto l'ennesimo passo falso, non andando oltre il pareggio con il Livorno, la Fiorentina addirittura è andata a perdere in casa contro la Lazio, l'Inter l'abbiamo detto ha pareggiato con la Roma, l'Hellas Verona non è andato oltre il pareggio in casa col Bologna, e il Parma invece è stata l'unica novità, a pari della Lazio, diciamo così, di avere guadagnato dei punti, soprattutto per una zona Europa League che risulta abbastanza interessante come corsa, Adriano, perché se andiamo un po' a vedere comunque le squadre che sono comprese in 10 punti, contiamo Fiorentina, Inter, Parma, Hellas Verona, Lazio, Torino, Genoa e Milan, per cui una corsa Europa League che si arricchisce, soprattutto è una classifica che inizia ad avere una spaccatura quasi netta fra l'Udinese e Cagliari, che sono a quota 28, e le altre 5 formazioni che verosimilmente fino alle ultime giornate dovrebbero giocarsi i 2 posti per rimanere a massima serie, contando a 22 il Bologna, a 21 Chievo, Verona e Livorno, il Catania a 19 e poi il Sassuolo ultimo a 17 punti. Ieri certamente c'è stato questo rallentamento di Verona e Torino, frenate rispettivamente dal Bologna e dalla Sampdoria. Per quel che riguarda le altre, certamente si sta avvicinando la Lazio, Colpaccio, in quel di Firenze, importante appunto perché dà una chiave di lettura diversa e senz'altro significativa nella corsa dei biancocelesti all'Europa League. Un'Europa che, come ricordavamo, la Lazio ha salutato giovedì sera, perché sconfitta, anzi un pareggio, si trattava di un pareggio, ma è stata sconfitta nella partita di andata beffarda, perché poi Marchetti ha certamente sulla coscienza molto riguardo all'eliminazione. Ieri invece Marchetti ha certamente avuto modo di riscattarsi. La Lazio ha vinto a Firenze 1-0, si propone come candidata. Il Parma al momento, al di là della situazione che lo vede comunque alla stessa stregua del Verona, con 40 punti sembra la formazione più accreditata. Domenica ci sarà proprio Parma-Verona al Tardini, quindi partita
non fondamentale, perché ovviamente manca ancora molto alla fine del campionato, però di sicuro potrà essere considerato quasi uno spareggio, lo si chiama così in questi casi, anche se poi non sarà nulla di decisivo. Sì, è un Hellas Verona che poi ne parlavamo, quindi andiamo anche un po' a raccontare logicamente i vari retroscena, perché nell'arco delle weekend chi vi parla comunque dopo va a seguire le partite dal vivo. Io ieri ad esempio sono andato a vedere la partita a San Siro fra Milano e Juventus, mentre tu, Adriano, sei andato a seguire la gara del Bentegodi. Un Hellas Verona che, l'abbiamo detto, probabilmente sta un po' pagando dazio, ha fatto una partenza sprint, una formazione che è arrivata in zona Europa League, e poi evidentemente anche la vendita di Jorginho comunque è andata un po' a incidere nello schema di gioco di una formazione giallo-blu che ieri ha rischiato, perché va detto che il Bologna ha anche sbagliato un rigore con Bianchi, per cui è un Hellas Verona che risulta in calo. Viceversa il Parma sta facendo vedere bellissime cose, ieri è andato a vincere con un gol in fuorigioco contro il Sassuolo, però nelle ultime giornate la formazione di Onadoni ha fatto benissimo, e probabilmente se è una formazione che potrebbe veramente giocarsi l'accesso all'Europa League, considerando che soprattutto a livello dirigenziale, Ghirardi tante volte l'ha detto, l'Europa League potrebbe a questo punto diventare proprio un obiettivo stagionale della formazione ducale. E poi c'è anche un dato piuttosto significativo, perché il Parma ha ottenuto 14 risultati utili consecutivi, siamo sul record, siamo su quello che certamente riguarda una corsa che va ovviamente ben al di là della salvezza di cui poteva parlarsi qualche mese fa. Il Verona è in calo, ieri ha sbagliato un rigore il Bologna, ma poi di fatto la possibilità di prendere 3 punti per la squadra di Ballardini si è fermata quando Cristaldo, con una follia, è stato espulso a 10 minuti dalla fine, un bruttissimo fallo su Moras, volontario peraltro. E detto questo, il Bologna non ha più affondato il colpo, diciamo, non ha più avuto questa possibilità. Il Torino ha perso contro la Samp in casa, Toro che ha smarrito nelle ultime gare la strada dopo aver sbancato proprio il Bentegodi, tra l'altro, ma a questo punto c'è veramente da pensare che per la zona Europa si tratta di Europa League, ma anche di quella che è la Champions, perché stanno rallentando e molto, incredibile il quantitativo di punti perso sia dal Napoli che dalla Fiorentina. Ieri i Partenopei hanno pareggiato in quel di Livorno, mentre come abbiamo detto anche prima la Fiorentina bloccata ancora una volta in casa aveva perso contro l'Inter, e adesso altri punti pesanti lasciati giù al Franchi. Sì, un fine settimana che di fatto ha visto soltanto la Juventus e la Lazio reduci dagli impegni in Europa League e portare a casa delle vittorie. È la cosa abbastanza strana che sia Juventus che la formazione romana comunque erano di rientro da 2 trasferte abbastanza disagevoli, la Lazio in Bulgaria sul campo del Ludo Goretz, la Juventus invece a Trebisonda in Turchia, mentre Napoli e Fiorentina, pur giocando di giovedì, avevano degli impegni casalinghi, però sono andate a pagare dazio. Abbiamo raccontato in apertura delle squalifiche, quindi arrivate oggi, le ricordiamo, 3 giornate di squalifica De Rossi, 3 giornate di squalifica a Juan Jesus, entrambi con la prova televisiva, poi sono arrivate anche 3 giornate di squalifica a Berardi. Viceversa, soltanto per una giornata sono stati fermati Cristaldo del Bologna, Belushi del Catania, Bostejan del Chievo Verona, poi sempre squalificati per una giornata, però soltanto per raggiungimento di numero di ammonizioni, Bertolacci del Genoa, Bovo del Torino, Bordisso del Genoa, Dainelli del Chievo Verona, Glick del Torino, Larangheira dell'Udinese, Maximovic del Torino, Morleo del Bologna, Pirlo della Juventus, Samuel dell'Inter, Tomovic della Fiorentina e Zaza del Sassuolo. Da segnalare poi che a livello di multe sono state date, diciamo così, poche multe, 3 formazioni, Fiorentina 10.000 euro, Atalanta e Parma 3.000, e anche questo rispetto, diciamo così, al tabellino, alla cassa che la Lega Calcio ogni fine settimana porta a casa, direi che 16.000 euro di multe è anche forse un record, sembra strano dirlo, però è successo anche questo al termine di una 26esima giornata che sempre a livello di classifica, però a marcatori, ha visto Carlos Tevez arrivare alla classifica a quota 15, quindi andare a superare Giuseppe Rossi, fermo per infortunio, a 14, e poi lasciarsi dietro a quota 13 Wayne del Napoli, Immobile del Torino e Toni del Verona.
E certo, quindi un Tevez che tra l'altro raggiunge questo traguardo proprio segnando un grandissimo gol nella partita contro il Milan, squadra a cui sembrava destinato 2 anni fa, invece poi incredibilmente tutto è sfumato, poi un giro di attaccanti che ha portato il Milan, la società rossonera, a vivere varie vicissitudini. Pensiamo a Matri su tutti, a un certo tipo di scelte che sono state operate. Milan, come detto, ieri sconfitto ma a testa alta, un po' come quello che era successo contro l'Atletico Madrid nella partita di Champions League degli ottavi di finale. Non è andata bene per i rossoneri, comunque apparsi sicuramente tirati a lucido. L'impressione che si è ricavata Daniele anche dallo stadio in una grande partita come quella di ieri, quale poteva essere? Ma l'impressione, dico, alla fine del primo tempo un collega alla mia sinistra si è alzato e ha detto è avvilente perché il Milan di fatto aveva creato qualcosa come 7-8 occasioni da rete nel primo tempo. La prima occasionissima era stata firmata Nick Steiner con una bellissima parata di Abbiati, poi si era visto di fatto soltanto il Milan con le 2 occasioni di Kakà, la parata di Buffon dai 10 metri, la respinta sulla linea di Bonucci, un'occasione di Pazzini sotto porta, un colpo di testa di Poli e altre occasioni che il Milan aveva sprecato, e poi la Juventus con un'incredibile giocata di Bonucci e Marchisio con un doppio lancio, con l'azione offensiva, poi la triangolazione fra Llorente, Tevez e Nick Steiner, e il gol ancora di Fernando Llorente aveva, diciamo così, fatto arrivare la Juventus in vantaggio immeritatamente alla fine del primo tempo, con un Conte che era a dir poco furioso. Si era già visto 2 volte la palla era uscita, l'aveva scalciata in malo modo in campo e probabilmente aveva già riservato i 15 minuti di fuoco nel corso del primo tempo. La ripresa poi è iniziata subito con il Milan vicinissimo al pareggio, con un'altra occasione di Pazzini, poi un'altra bella parata di Buffon, poi l'Eurogol di Tevez, e poi diciamo a partita già conclusa si sono viste 2 pali, uno di Pogba esterno e poi attraverso di Robinho, ma contando le occasioni da rete il Milan ha avuto 10 occasioni, 0 reti, la Juventus 4 occasioni da rete e 2 gol, per cui se il Milan giocherà sui livelli come ha giocato con la Juventus, secondo me potrà risalire ben presto la classifica, soprattutto magari cercando di sfruttare al meglio il gioco offensivo. Ieri Pazzini si è comportato benissimo, però evidentemente arrivava troppo stanco sotto porta. Si è visto l'importanza di Pazzini e probabilmente si è capito una volta per tutte che il Milan là davanti deve giocare sia con Pazzini che con Balotelli, probabilmente Balotelli come seconda punta, magari sulla zona esterna. La Juventus invece è risultata la classica formazione che è robusta a centrocampo. Ieri gli esterni hanno fatto poco perché Asamoah cercava più di proteggere Cáceres in fase difensiva, Liechtenstein non si è riproposto tanto, Pirlo e Pogba non hanno giocato al meglio, però Marchisio ha tenuto bene la zona mediana, e soprattutto poi la Juventus ha trovato questi 2 top player che hanno fatto la differenza, perché Llorente fa reparto da solo, ieri controllava 3-4 giocatori rossoneri, e Tevez comunque in una forma strepitosa, per cui la Juventus ha sfruttato al meglio le proprie occasioni e il Milan non è riuscito a portare a casa dei punti probabilmente nella gara più bella dell'anno. Hai detto giustamente bene te che i rossoneri avevano fatto anche uno strepitoso primo tempo con l'Atletico Madrid, ma ieri il Milan non ha fatto soltanto un ottimo primo tempo ma anche buona parte della ripresa, per cui direi che la mano di Seedorf si sta facendo notare, soprattutto perché sta facendo giocare giocatori che danno del tuo pallone, per cui gente come Montari, Constante di fatto sono già stati messi fuori da questo progetto. Abate ieri ha dovuto giocare perché mancavano altri giocatori, però altri che sono andati in campo hanno fatto benissimo. Tarabt è una bella scoperta, Honda ha giocato gli ultimi minuti ma soltanto probabilmente perché c'erano qualche migliaio di spettatori giapponesi sulle tribune. Questa logicamente è una battuta, ma Honda non può giocare alla velocità di questo campionato, e Robinho è entrato giusto nell'ultimo quarto d'ora perché è un solista e non fa parte della mentalità del gioco di Seedorf, per cui in questa stagione il Milan l'avevo visto prima dal vivo della gara con la Juventus, nella gara che aveva perso il derby contro l'Inter, e devo dire che comunque sono 2 squadre completamente diverse, per cui molti tifosi rossoneri ieri all'uscita magari erano dispiaciuti per il risultato, però erano contenti di aver visto una squadra che ha lottato e soprattutto che ha giocato al pallone.
Assolutamente, un Juve che ha fatto suo questo scontro diretto, la vittoria per 3-2 nella gara di andata, sì, scontro diretto, ecco, per modo di dire. Quando gioca il Milan contro la Juventus viene sempre da definirlo big match, indipendentemente dalla classifica. 31 punti però era il distacco tra queste due formazioni e adesso le distanze si sono dilatate ancora. Mario Raimondi di Tele Lombardia è collegato con noi, ci parla ovviamente anche di questa partita della Juventus che ha preso il largo ieri. Juventus che ha dato un bel segnale. Ciao Mario, intanto. Ciao Adriano, ciao, buonasera a tutti. Allora, Juve che ha viaggiato così sulla spinta propulsiva di una certa dose di sicurezza ormai trovata, Juve che ha gli anticorpi necessari, lo ha dimostrato per reggere il confronto anche in un contesto del genere come quello contro il Milan ieri a San Siro. Sì, diciamo che ieri abbiamo visto due partite, fino al 44esimo una partita equilibrata, forse con una supremazia anche del Milan. Direi che poi però dal 44esimo in poi si è vista un'altra partita, cioè dopo il gol di Llorente la Juventus ha gestito bene la partita e direi che alla fine ha chiuso meritatamente conquistando 3 punti che potrebbero essere fondamentali in chiave corsa a scudetto. Tutto sommato i milanisti o comunque Seedorf e tutto l'entourage rossonero può anche essere soddisfatto, certo il risultato resta negativo, però rispetto alle recenti prestazioni direi che il Milan ha fatto comunque un passo avanti sul piano del gioco. La Juventus si è confermata spietata, ha confermato di aver azzeccato gli acquisti fatti in estate ed è riuscito a colmare quel gap che negli anni scorsi forse in Italia si era fatto sentire, perché la Juventus spesso negli anni scorsi aveva dominato le partite non concretizzando magari tutte le occasioni create. Quest'anno invece sta facendo esattamente quello che deve e quindi riesce anche a guidare il campionato con questo margine che direi è sorprendente perché sta facendo un campionato veramente straordinario. Mario, tu ti eri sbilanciato un mesetto fa, io credo un giorno dopo che la Juve ha battuto l'Inter e la Roma nello stesso giorno era stata fermata forzatamente perché la partita contro il Parma non si è potuta proseguire. Eri sbilanciato dicendo che il campionato era chiuso. Adesso lo strappo che si è consumato è ancora più evidente dopo che in questo mese le distanze sono rimaste uguali. Quando ha pareggiato la Juve a Verona lo ha fatto anche la Roma contro la Lazio nel derby. Questa volta invece la Juve ha fatto più punti della Roma in questa specifica giornata. E poi se andiamo anche a vedere la prossima, comunque c'è la possibilità che la Juve allunghi ancora di più. Parliamo di Juventus-Fiorentina e Napoli-Roma, quindi se non cala il sipario, se non è calato il sipario ieri sul campionato, ormai ci siamo, direi. Sì, Adriano, io mi sono sbilanciato un mese fa, mi sono sbilanciato anche ieri, a dire la verità, quando mi è stato chiesto il pronostico prima della partita, ho detto 2-0 per la Juve, sono stato anche fortunato perché poi i pali mi hanno dato una mano a centrare questo risultato, però dico che è anche giusto farlo, cioè nel senso che la Juventus quest'anno ha dimostrato di avere una massa in più rispetto a tutte le altre, la Roma sta facendo un grandissimo campionato, la Juventus ha una massa in più, inutile negarlo. Dopo io faccio sempre dei calcoli tenendo in considerazione l'ipotetica vittoria della Roma contro il Parma e quindi per me i punti sono 8 e non 11 come è giusto fare in questi casi, anche perché se la Roma recupererà più avanti la partita è chiaro che farà di tutto per poterla vincere in casa. Possiamo però tranquillamente dire che la Juventus ieri ha gestito la situazione sfruttando favorevolmente una giornata che sulla carta poteva essere invece negativa per la Juventus, quindi direi che ha sfruttato al meglio l'occasione. Penso che il prossimo turno sia un altro turno favorevole per la Juventus perché sulla carta la Roma con il Napoli non dovrebbe avere vita facile, mentre forse la Juventus con la Fiorentina, alla luce anche del fatto che poi le due squadre si affronteranno anche in Coppa, potrebbe essere avvantaggiata da una rosa un po' più ampia. Interessante sarà capire cosa farà Conte in questa partita. Io mi auguro che Conte risparmi i top player per le partite di Coppa e non faccia come è successo fino adesso, che ha schierato sempre la miglior formazione in campionato e poi è andato a giocare anche in Turchia con magari i rincaschi. Io mi auguro che in questa fase invece succeda il contrario, perché il margine in campionato tutto sommato è abbastanza tranquillo, a fronte a una formazione come la Fiorentina che ha gli stessi problemi della Juventus in questo momento, cioè parecchie partite ravvicinate, quindi io
penso e spero che Conte opti per un'inversione di tendenza. Ti ricordi che ci eravamo sentiti anche prima della partita di Coppa Italia e io già ero titubante ai tempi sul fatto che è giusto optare per un turnover, è giusto gestire l'energia in un certo modo, però quando cambi 6-7 titolari forse un po' troppo, e forse anche se rincalzi della Juventus permettono alla formazione bianconera di avere la rosa migliore del campionato di Serie A, Isla, Padoin, Peluso e gli stessi attaccanti non sono all'altezza dei titolari. Non parliamo della difesa, dove Chiellini, Bonucci e Barzagli sono assolutamente insostituibili. Daniele. Do anch'io il benvenuto a Mario Ramondi. Ciao Mario. Ciao. Ieri, vedendo la partita con molti colleghi in tribuna stampa, si parlava soprattutto di un aspetto abbastanza particolare, ovvero dei cosiddetti parametri zero, giocatori che sono stati comprati a poco. Nel Milan si segnalava per adesso l'arrivo comunque che è arrivato in prestito di Tarabt, ma soprattutto Poli, che prima di uscire aveva fatto un'ottima partita controllando Pirlo. Poi andando ad analizzare i vari titolari della Juventus, si vedeva che Barzagli, Pirlo, Pogba e Llorente, di fatto 4 giocatori, sono costati €1 milione, perché per Pogba la Juventus ha dovuto pagare l'indennizzo alla formazione del Manchester. Poi si sono contati altri 3 giocatori di livello come Vidal, Lichtsteiner e Tevez, che sono stati pagati 34, però comunque una cifra importante, ma per 3 giocatori titolari di a pari merito. Poi si diceva la Juventus per 34 poi ha comprato anche soltanto Asamoah Ogbonna. Questo per dire che comunque a volte si azzecca veramente a comprare dei giocatori a parametro zero, per cui questo può magari dare speranza soprattutto alle formazioni magari che, come le 2 milanesi, Milan e Inter, che non riescono in questo momento ad avere una serie di risorse economiche. Quindi ti chiedo come vedi un po' questa analisi, diciamo così, anche dal punto di vista finanziario, e poi invece ritornando sulla questione del trittico che la Juventus dovrà affrontare contro la Fiorentina, pensando che magari Montella andrà a risparmiare qualche titolare nella gara di campionato facendo giocare i titolarissimi in Europa League, la Juventus comunque un certo dazio dovrà pagarlo, perché possiamo dirlo magari in maniera simpatica, però le convocazioni di Cesare Prandelli hanno fatto più favore alla Fiorentina che alla Juventus. Sì, tra l'altro c'è stata anche questa mezza polemica tra Conte e Prandelli che io pensavo si spegnesse, invece vedo che anche in giornata è stata in qualche modo alimentata da Prandelli, che addirittura mi pare abbia fatto delle dichiarazioni anche nei confronti di Marotta. Vabbè, speriamo che si chiuda il più presto, anche perché Prandelli è storicamente vicino, insomma, alla Juventus. Peccato che ci sia questa affezione in questo momento. Per quanto riguarda l'analisi dei parametri zero, sì, l'hai fatta molto dettagliata tu, nel senso che la Juventus ha azzeccato fortunatamente o per la bravura delle scelte dei suoi dirigenti negli ultimi anni questi parametri zero, quando invece era reduce da anni in cui venivano spesi anche parecchi milioni. Ricorderete Melo, Diego e poi insomma Martinez, lo stesso Krasic, anche se Krasic tutto sommato fece bene, però vennero spesi tanti soldi e magari male. Da un paio d'anni a questa parte la Juventus invece spende meno e fa scelte oculate. Questo, come dici tu, dovrebbe essere d'esempio anche ad altre grandi formazioni, e dovrebbe essere la conferma che con scelte oculate poi puoi competere fino a un certo punto, perché per fare il salto di qualità, lo ha detto più volte Conte, poi alla fine bisogna anche fare investimenti importanti. È chiaro che la Juventus è stata abilissima nell'indicare il costo e il rendimento dei suoi giocatori fino adesso, vedremo cosa farà quest'estate. Sicuramente adesso si parla molto di Osvaldo, sta facendo probabilmente molto bene. Osvaldo 19 milioni è un investimento da non fare, perché la Juventus ha preso Tevez e Llorente spendendo 9 milioni, non può assolutamente spenderne 19 per Osvaldo. Se poi Osvaldo verrà ritrattato in estate ad una cifra diversa si può anche prendere in considerazione, però è chiaro che alla luce dei colpi fatti fino adesso va da sé che Osvaldo probabilmente a 19 milioni tornerà da dove è arrivato. Allora dunque una Juventus che in considerazione del successo di ieri ha potuto così mettere fieno in cascina ulteriormente, ma ne abbiamo parlato a più riprese, ha anche
in vista di questa doppia partita con la Fiorentina che si preannuncia, ecco, piuttosto calda certamente in Europa League. Ne abbiamo parlato anche parecchio quest'anno, quella Juve che a Firenze prese 4 gol in una maniera incredibile. È stata certamente una gran lezione, una maturità ritrovata. Poi insomma, con un allenatore come Conte non c'è bisogno di dare ulteriori segnali, dare ulteriori prove, però ecco, quella rimonta di Firenze è stata ecco, una pietra miliare nella stagione della Juventus, in positivo, perché poi l'ha cambiata facendo impennare, ecco, questa squadra sicuramente verso poi quello che è un primato mai messo in discussione dalla metà del girone di andata fino adesso. Sì, è stata una vittoria direi fondamentale poi per il campionato della Juventus. Non pensavo, e molti non pensavano, che la formazione reagisse in questo modo dopo quel 4-2, anzi si diceva forse non è più la Juve degli altri anni, invece ha saputo reagire anche meglio. Io dico che però quel precedente in questo frangente, cioè quindi alla vigilia della doppia sfida, ecco, ha anche un lato chiaramente negativo, nel senso che è vero che la Juventus giocherà magari la partita con delle attenzioni particolari, però è vero che quel precedente probabilmente rischia di a un certo punto poter avere dei riflessi anche in questa partita, nel senso che probabilmente la Fiorentina in casa propria giocherà con la convinzione e con la determinazione di aver fatto già un'impresa, con la determinazione e la convinzione di poterla rifare. A un certo punto la Juventus è una squadra di grandissimi campioni, però sono comunque umani, quindi insomma non dico che possa subentrare tensione, paura, perché questo penso la lezione sia servita, però insomma sicuramente la Fiorentina avrà un'autostima e una determinazione in casa propria di un certo tipo, tant'è che è il peggior avversario secondo me che potesse incontrare sul suo cammino la Fiorentina per la Juventus. Passato questo turno, dove ripeto determinante sarà la partita di Firenze, indipendentemente da quello che succede a Torino, io penso che la Juventus possa andare tranquillamente verso la finale di Torino. Anche perché appunto c'è questo appuntamento conclusivo che vedrà eventualmente i bianconeri proprio nel loro stadio. Ovviamente è lunga la strada da qui alla finale, sarebbe, come ricordavi tu, uno scoglio importante, quello dell'eventuale superamento del turno in questi ottavi di finale di Champions, di Europa League. A tal proposito, sì, però mi ricollegavo al discorso Champions perché ecco, il rammarico arriva magari vedendo quello che è accaduto negli ottavi. Ricordiamo 6 vittorie esterne su 8, quindi siamo assolutamente a un record sfondato, quello delle vittorie delle squadre che hanno vinto il girone, di fatto, con le sole eccezioni di Chelsea, che comunque ha pareggiato a Istanbul contro il Galatasaray, e di un Manchester che ha perso contro l'Olympiacos. Al di là di quello, la Juve, se avesse superato il turno, lo avrebbe fatto da seconda in classifica, poi chissà come sarebbe andato il sorteggio. Però ecco, data l'eliminazione in quel modo della Juve, che stampo può essere dato a un eventuale proseguo della stagione, dell'avventura in Champions, secondo te, Mario? Allora io dico questo, come sono stato chiaro nel dire che la Juventus in Italia probabilmente non aveva rivali, anche perché è giusto riconoscere i meriti della Roma, però è giusto anche riconoscere la realtà dei fatti. Dico che per come ho visto la Juventus quest'anno nel girone con Real Madrid in particolare, e l'anno scorso col Bayern, poi io l'ho seguita anche a Istanbul, però la sensazione è che la Juventus poteva tranquillamente passare il girone, ma che poi in questi ottavi probabilmente il cammino della Juventus poteva anche fermarsi, se non adesso forse nei quarti, perché anche la doppia sfida con Real Madrid di quest'anno ha dimostrato che tra la Juventus e le principali formazioni d'Europa purtroppo al momento c'è ancora un gap importante, come c'è un gap importante tra tutte le altre squadre italiane e
e le principali squadre d'Europa. Tra l'altro mi ricollego anche alla polemica fatta da Conte con Capello, perché secondo me lì c'è stato anche un fraintendimento, nel senso che si era detto anche subito dopo Istanbul, le parole di Capello probabilmente non erano fatte tanto per criticare il campionato della Juventus che non ha avversari, ma effettivamente per confermare il fatto che la Juventus in Italia gioca 2-3 grandi partite in campionato. È vero che non c'è l'abitudine a giocare con formazioni dello standing che tu trovi in Europa, ed è vero che questo potrebbe essere uno svantaggio per il calcio italiano in chiave europea. Non esiste che la Juventus va a Istanbul a fare la partita che ha fatto, perché se il valore tecnico del Galatasaray fosse stato espresso in una squadra italiana, la Juventus avrebbe fatto un'altra partita, come non esiste che a Copenaghen la Juventus va a giocare la partita che ha giocato. Evidentemente c'è qualcosa a livello psicologico, a livello di impatto con la prestazione europea che nella Juventus ancora non funziona, però ripeto, la mia sensazione è che il cammino della Juventus in Champions non potesse essere molto più lungo, quindi va bene così. Ritengo invece che in Europa League, a condizione che non si affronti il Napoli in finale, perché diventa molto pericoloso, nel senso che il Napoli potrebbe essere l'unica squadra che arriva a Torino con uno stadio forse diviso equamente come tifoserie, perché ricordiamoci che la Juventus gioca in casa, ma è comunque una finale, quindi non è che si gioca con tutta la tifoseria della Juventus eventualmente. Dico, se non incontra il Napoli, la Juventus potrebbe avere effettivamente la possibilità di conquistare l'Europa League, che se non la equipariamo alla Coppa UEFA, la consideriamo un altro trofeo, fa sì che la Juventus sia l'unica squadra in Europa ad aver conquistato tutti i trofei, se non ho fatto male i calcoli. Quindi anche questo sarebbe un ulteriore motivo per valorizzare il cammino in Europa League. Ovviamente non capita poi spesso di potersi giocare la finale nel proprio stadio, la finale di una competizione europea. La Juve vinse nel 96 a Roma contro l'Ajax, si giocò ovviamente in Italia, però nel proprio stadio, e sarebbe qualcosa di diverso. Grazie Mario per essere stato con noi, alla prossima e buon proseguimento di serata. Grazie a voi, buonasera a tutti, ciao, buona serata. Ciao. Ringraziamo quindi Mario Raimondi, giornalista di Tele Lombardia, con lui abbiamo un po' analizzato la situazione dell'alta classifica, soprattutto dal punto di vista della Juventus. E Adriano, direi che abbiamo un po' concluso il programma per quello che riguarda il discorso della massima serie, che ricordiamo tornerà nel prossimo turno. Hai detto giustamente bene te, la sfida che riguarderà soprattutto il discorso della zona Europa League, poi ci sarà anche una sfida importante di alta classifica fra Napoli e Roma, e poi anche questa prima delle 3 gare che vedrà la Juventus e la Fiorentina affrontarsi, in considerazione del fatto che dopo si ritornerà a giocare anche in Europa League. A livello di Europa League segnaliamo che dopo l'uscita della Lazio, oltre a Juventus e Fiorentina, è rimasto ancora nella competizione in Napoli, che andrà ad affrontare il Porto. Poi a livello di Champions League, diciamo così, tifiamo tutti affinché il Milan possa fare una sorta di miracolo contro un Atletico Madrid che ieri nel derby contro il Real è riuscito comunque a portare a casa un ottimo risultato, un 2-2 finale, considerando che la formazione dei colchonores era in vantaggio 2-1, è stata raggiunta a 7 minuti dalla fine da una rete di Cristiano Ronaldo. Sì, è un Napoli che affronterà il Porto. Tra l'altro, andiamo un po' a memoria, il Porto ha eliminato proprio la Lazio nella semifinale di Coppa UEFA della stagione 2002-2003, una Coppa UEFA che quell'anno, e fino adesso sono passati più di 10, ha fatto registrare il miglior piazzamento di una formazione italiana, quindi nessuno si è spinto nell'ultimo decennio fino alla semifinale di Coppa UEFA. Parliamo di squadre italiane come la Lazio, in quel caso venne eliminata dal Porto, quindi speriamo non sia di cattivo auspicio per il Napoli di Rafa Benitez, proprio in una stagione, quella 2002-2003, segnata invece nella Champions dall'Euro Derby, il primo storico tra Inter e Milan. Era la semifinale anche in quel caso, quindi qualche analogia, se vogliamo trovarla da questo punto di vista, per le coppe europee. Assolutamente, considerando che sempre in Coppa UEFA Juventus e Fiorentina si erano già incontrati, con la Juventus che andò ad alzare anche quel trofeo. È una gara di ritorno che la Fiorentina non riuscì a giocare in casa, era squalificato il Franchi, e mi sembra che la gara si disputò proprio ad Avellino. Sì, infatti, quindi un campo neutro che
Tra l'altro, più che neutro, diciamo, era quasi bianco-nero, vista la regione e tanti supporters che erano a seguito della Juventus, che aveva vinto 3-1 la gara d'andata, fece 0-0 al ritorno, quindi eliminando poi la Fiorentina. e poi ci fu anche un Verona-Juventus a porte chiuse nel 85, sempre parlando di coppe europee, quindi da campo neutro a porte chiuse, insomma, molte particolarità, molte peculiarità quando si sono affrontate negli ultimi 20-25 anni squadre italiane in Europa. Ecco, il raffronto è un po' da fare tornando indietro di parecchio, perché poi abbiamo detto che Inter e Milan hanno giocato contro nel 2003, poi anche nel 2005, prima semifinale poi quarti di Champions, e dopo è certamente mancato questo tipo di incrocio tra squadre italiane. Sì, a memoria, Adriano, dovrebbe essere proprio la sesta sfida, diciamo così, fra squadre italiane, perché ci fu il diciamo europeo fra l'Hellas Verona e la Juventus, 0-0 al Bentegodi, poi 2-0 a porte chiuse a Torino, la sfida fra Juventus e Fiorentina, i doppi derby, l'hai detto giustamente bene te, fra Inter e Milan, e poi con la finale di Champions League fra Juventus e Milan, per cui è la sesta volta, diciamo così, che si può parlare di Euroderby, se non dimentico altri impegni. E Inter-Roma c'è anche, Inter-Roma del 91, in Coppa UEFA finale, quando ancora era gara doppia, e la partita di ritorno fu l'ultima di Zenga con la maglia dell'Inter, quindi fu assolutamente... Arriviamo a quota 7. Sì, apriamo il cassetto, grandissimo revival certamente, ma al di là di quello, no, non fu l'ultima di Zenga, perché quella fu nel 94 col Salisburgo, però fece una grandissima partita, poi nel 94 arrivò Pagliuca, insomma, andiamo un po' a trovare nella memoria con sì. il bello del live. Sì, infatti, quindi insomma, sarà bello anche vedere questo doppio Juventus-Fiorentina a metà marzo, 13 l'andata, 20 il ritorno, orario 21, che andremo a seguire. Sì, 21.05 a Torino allo Juventus Stadium, ore 19 invece 7 giorni più tardi a Firenze. Quindi anche questo per dare qualche indicazione, e la Coppa Europa League tornerà quindi settimana prossima, ovviamente insieme alla Champions. Milan in campo l'11 marzo, quindi martedì prossimo, tra 8 giorni, nella tana dell'Atletico, dove giocherà l'Italia in amichevole contro la Spagna mercoledì sera. Assolutamente, quindi sperando che il Milan possa veramente riuscire magari a fare un'impresa. Direi che sulla carta, Adriano, secondo me, dopo averlo visto ieri, qualche possibilità in più al Milan la darei, soprattutto considerando che i rossoneri partono battuti, per cui hanno in questo caso tutto da guadagnare, e chissà che magari riuscendo a scendere in campo e realizzando magari anche nel primo tempo una rete non possono poi mettere veramente in crisi la formazione di Simeone. E poi non c'è nessun calcolo da fare, anche questo va detto, perché forse l'unico aspetto positivo dal giocare in casa la partita di andata e in trasferta quella di ritorno, perché avendo perso soltanto 1-0 si deve pensare solo a vincere con qualsiasi risultato. Ovviamente l'1-0 eventuale per i rossoneri porterebbe ai supplementari, però non ci sono altre strane situazioni di cui dover tenere conto, per cui Milan dovrà andare a Madrid a vincere. Aveva perso altre partite in casa nell'andata, era successo altre volte che i rossoneri si trovassero nelle condizioni di rimontare. Ultimamente non è andata molto bene, perché col Manchester nel 2010 il Milan aveva perso 3-2 in casa, perse 4-0 anche al ritorno, e poi l'anno dopo col Tottenham 1-0 per gli inglesi a Milano e 0-0 invece a White Hart Lane, era il Tottenham di Bale, che insomma passò il turno negli ottavi di finale di quella Champions. È giusto, perché è lunedì e comunque diamo anche i vari live, l'abbiamo detto, oggi non si gioca né la Serie A né la Serie B, però a livello di memoria ricordiamo che abbiamo anche tanti amici e tifosi del Savona che ci seguono sulle pagine di Facebook, quindi Calcio Parlando FC. Diciamo che il Savona sta conducendo per 1-0 il posticipo della giornata numero 23 del campionato di Lega Pro, prima divisione a Reggio Emilia. Savona conduce 1-0 ed è un risultato importante, perché riporterebbe la formazione ligure in zona play-off di un campionato che sta vedendo comunque la strepitosa prestazione
della Virtus Entella, la formazione di Chiavari, che comanda la classifica con 7 punti di vantaggio sulla Pro Vercelli e 8 sulla Lanerossi Vicenza, visto che ci piace ancora chiamarla così la formazione berica. Ha segnato Maccarone, che non è Massimo, quello dell'Empoli, ma è un omonimo, al 26esimo del primo tempo. Siamo 10 contro 10, tra l'altro, perché è stato espulso un giocatore del Savona, Marchetti, e adesso anche raggiunto negli spogliatoi da un altro della Reggiana, quindi in inferiorità numerica non c'è più per il Savona. Siamo peraltro nelle battute conclusive, perché la partita è cominciata alle 20 e quindi siamo davvero nel recupero del secondo tempo. Savona vicino a questo blitz sul campo della Reggiana. Dalla Serie C, o meglio Lega Pro, per meglio definirla, girone A della prima divisione, Daniele, possiamo passare a questo punto alla cadetteria. Assolutamente, quindi risaliamo di una serie, soprattutto per andare ad analizzare le parti basse della classifica, anche perché, andando a vedere quanto è successo nell'ultimo turno di campionato, a parte la Juve Stabia, che ha ricambiato allenatore, risulta comunque a quota 15, quindi diciamo così già con un piede e mezzo in Lega Pro. C'è una situazione abbastanza particolare, soprattutto nella zona veneta, perché abbiamo il Padova penultimo, quota 21, poi c'è la Regina 22 e il Cittadella quota 23, un Cittadella che ha trovato un pareggio incredibile nei minuti di recupero contro Novara su una punizione con la formazione piemontese, che ha completamente sbagliato il posizionamento della barriera, andando a subire il pareggio, e Novara che infatti poi si trova a quota 28, poi a salire Bari 29 e Ternana 32. Ma soprattutto, Adriano, andiamo a raccontare di quanto è successo nell'anticipo della giornata numero 27, perché sul campo della Latina il Padova di Serena è crollato 3-0, ma soprattutto a fine gara abbiamo visto un qualcosa di particolare, e usiamo un termine, un déjà vu. L'avevamo visto l'anno scorso, quando ci fu una protesta pesantissima dei giocatori del Genoa, che furono costretti a togliersi la maglia. Di fatto è successo quasi la stessa cosa sul campo della Latina, perché non proprio tutti i giocatori del Padova si sono tolti la maglia, ma molti, diciamo così, sono andati dai propri tifosi e le hanno lasciate lì, e soprattutto a fine gara l'allenatore del Padova ha detto giustamente bene ai tifosi: avete fatto bene a esultarci, perché abbiamo fatto una prestazione a dir poco scandalosa. Sì, un gesto minimizzato poi dal presidente della Lega Serie B Abodi, nel senso che si parlava addirittura di un'apertura di un'inchiesta da parte della Procura federale, perché il gesto ha richiamato quanto successo 2 anni fa a Marassi nella partita tra Genoa e Siena. In quel caso però la partita venne sospesa perché i tifosi, per le intemperanze dei tifosi del Genoa, che poi placarono, però il Genoa fu costretto, i giocatori, tranne 2 casi, a togliersi la maglia. La partita proseguì. Venerdì invece la gara tra Latina e Padova era ampiamente conclusa, quindi questo gesto poi anche da leggere in maniera differente. Padova è in ritiro a Desenzano, lo sarà per tutta la settimana, e davvero preda di una crisi senza fine. Con noi Federico Franchin del Mattino di Padova. Ciao Federico, buonasera. Ciao Adriano, buonasera a tutti i vostri ascoltatori. Grazie dunque del tuo intervento. Ci diciamo poi sempre le stesse cose, no? Il Padova in crisi, Padova che... È un anno pessimo, sì, purtroppo ci ripetiamo 1000 volte, non va bene. Non riusciamo mai a pensare ad un Padova in termini positivi. Dicevamo anche sabato, perché siamo andati in onda sabato pomeriggio, quando la partita tra Latina e Padova era stata giocata il giorno prima. Qui non è anche un discorso di cambio di allenatore, perché siamo al terzo con Serena, che è subentrato a Mutti, che era subentrato a Marcolin. Padova è veramente in una situazione pessima, a dir poco, ecco. Sembra la fiera dell'Est, come l'hai raccontato, vista così, il gatto che si mangia il topo. No, in effetti è un Padova veramente scandaloso, parliamoci chiaro. È un Padova che venerdì ha toccato il fondo, ha giocato una partita indegna, come ha detto anche Michele Serena, e il gesto chiesto appunto dagli ultra di togliersi la maglia è davvero forte, è un gesto forte. È un gesto che significa che la città in questo momento ha chiuso totalmente con questa società e con questa squadra, e da adesso ogni partita sarà per questi giocatori e per questa società davvero quasi una battaglia
ma una battaglia contro la città, perché in questo momento io non voglio pensare sabato, se il Padova dovesse perdere con il Modena, che tipo di contestazione ci potrebbe essere a Lugano. Cose mai viste, cose magari che avevamo visto ma ai tempi della Lega Pro, quando il Padova non riusciva a risalire la china, quando il Padova ogni anno falliva l'appuntamento con i playoff, ma stavolta secondo me arriveremo a livelli veramente importanti, perché venerdì a Latina c'è stato un segnale forte, la città ha rotto con questa squadra e adesso sono guai per tutti, a mio avviso. Tra l'altro il Modena all'andata fece esonerare Marco Lin, se non ricordo male, Sì. c'era questo aspetto da ex Marco Lin, ex Modena, che pagò proprio la sconfitta contro i Canarini, quindi particolarità in questo. Io non credo proprio che adesso venga esonerato Serena e lui tirerà avanti fino a fine stagione, perché i problemi del Padova evidentemente sono altri, però è chiaro che adesso si sta viaggiando in un tunnel infinito, anche se poi la classifica autorizzerebbe a pensare che con un paio di risultati si possa uscire, ma siamo un po' sempre alle solite. Ecco, il Padova è 21, tra l'altro ricordiamo che martedì prossimo verrà recuperato finalmente il match contro il Carpi, quella ultima ora, quella ora conclusiva. Chissà, potrebbe anche ritrovarsi con 3 punti in più in classifica, però allo stato attuale non è che ci sia molto da vedere con grande positività, no Federico? Ma guarda, io non do per scontato che Michele Serena arrivi a fine stagione, perché dopo la partita contro il Latina, la dichiarazione che ha fatto dicendo che abbiamo fatto schifo, criticando aspramente la prestazione dei suoi ragazzi, a mio avviso comunque si è un po' indicato lo spogliatoio. A mio avviso comunque una frizione c'è stata dopo una dichiarazione di questo tipo, anche se i giocatori avranno capito di aver fatto davvero una pessima prestazione. Quindi a mio avviso Serena ha la possibilità di giocare contro il Modena, ha la possibilità di dimostrare che la squadra è ancora viva. A mio avviso dovesse il Padova non vincere contro il Modena e offrire un'altra prestazione davvero di scarsissimo livello, davvero indegna per il nome che porta il Padova, potremo davvero incorrere in un altro addirittura cambio, e chissà, magari potrebbe essere richiamato Bortolo Mutti, che in questo momento dei tre è quello che ha fatto più punti tra Marcolin, Mutti e Serena. Quindi magari il Padova potrebbe ripensare ad un'altra soluzione. Ovvio che sarebbe una soluzione assolutamente inutile, perché se perdi con il Modena, in questo momento il Padova può avere, che ne so, il 2-3% di possibilità di salvarsi in questa situazione. Se perdi anche con il Modena sei a livello zero, a mio avviso, perché comunque hai 21 punti e i play-out sono almeno 46/47, o fai 45. Se hai fatto 21 punti finora, quando mai riuscirai a fare 24-25 punti da qui a fine stagione? Cioè, è impensabile. Io il Padova lo vedo abbastanza condannato, dovesse salvarsi sarebbe uno di quei miracoli da scrivere nella storia biancoscudata. Daniele. Anch'io saluto il collega Franchine. Stavo guardando la classifica del Padova, a parte l'ultimo posto e comunque la Regina e il Cittadella che sono comunque nel mirino, e magari, diciamo così, in maniera simpatica, il Carpi forse è meglio incontrarlo in casa piuttosto che in trasferta, visto come sta giocando la formazione emiliana. Però poi guardavo anche i numeri, le statistiche. Il Padova è il peggior attacco del campionato cadetto, ha fatto 19 reti in 27 giornate, quindi ha una sterilità incredibile, soprattutto è la terza peggior difesa, quindi i numeri condannano questa squadra, e soprattutto, visto il clima che si sta creando, secondo me i giocatori veramente hanno una paura incredibile di sbagliare i vari palloni, e quando vai in campo con la paura sbagli veramente di tutto, per cui non vorrei portare male, però mi sembra che il Padova sia entrato in un tunnel e non sa quanto è lungo questo tunnel, e rischia probabilmente di non uscirne, quindi non uscirne vorrebbe dire retrocessione in Lega Pro. Sì, sai, il problema, parlavi del peggior attacco con dei nomi importanti, è questo che veramente lascia perplessi, con Rocchi, con Pasquato, comunque con Fexesin che è stato in banchina. Insomma, non stiamo mica parlando di giocatori nuovi arrivati della categoria. Rocchi l'anno scorso giocava all'Inter, adesso sembra quasi, scusatemi il termine, un ex giocatore. A Latina era un giocatore che non stava in piedi. Pasquato sembra l'ombra di se stesso. Quindi insomma, essere il peggior attacco con dei nomi così importanti, magari
rispetto a società che hanno giocatori magari con meno blasone, che però sono lì davanti a giocarsi i playoff, è davvero incredibile. Per il resto, a mio avviso, è una situazione davvero complicata, come dicevi tu. Insomma, l'aspetto psicologico adesso peserà, perché comunque i giocatori, come dicevi tu, non sono tranquilli. I giocatori adesso, e poi i tifosi hanno chiesto di togliersi la maglia contro il Modena. Io non voglio pensare con che spirito scenderanno in campo, e poi soprattutto invertire un trend così negativo di punti in bianco. Sinceramente io non mi ricordo in questo momento una salvezza ottenuta da una squadra messa come adesso il Padova nelle stesse condizioni. Io sì che la Serie B ci ha dato parecchie sorprese in questi ultimi anni, ma una squadra che avesse 21 punti dopo 27 giornate e sia riuscita a salvarsi o comunque arrivare ai play-out, non me la ricordo. Oddio, tutto può essere nel calcio, ma secondo me il Padova, anche considerando il calendario, farà fatica davvero a venirne fuori, perché il Modena secondo me è una squadra importante, una squadra che vede ancora nel mirino magari l'ipotesi dei playoff, e poi la rivalità con i Carpi la porta di sicuro a dover fare tutto per tutto. Poi vai a fare il recupero con i Carpi non giocherà al Cabassi, ma giocherà appunto allo Stadio Braglia. Il Carpi secondo me è una squadra forte, una squadra che si è riportata tantissimo, prima o poi tornerà e dovrà vincere anche tra le mura amiche, anche perché insomma giocatori come Ardemagni in questa categoria sono giocatori importanti. Quindi non riesco a capire come il Padova possa venire fuori questa situazione. Solo il classico miracolo di Sant'Antonio, qui c'è Sant'Antonio a Padova, solo quello potrebbe togliere il bianco, scusati, dalla Lega Pro, che a questo punto pare davvero inevitabile. Domanda flash, c'è più possibilità al Cittadella del Padova? Sì, decisamente. Io ho visto il Cittadella sia appunto a Castellammare sia contro il Latina, e vi devo dire che ho visto una squadra davvero viva, contro il Latina, contro il Novara. Ho visto una squadra davvero viva, una squadra che comunque ha dato tutto in campo, ha pagato le disattenzioni difensive, ha pagato certe ingenuità che in Serie B non si possono fare, però è una squadra che in questo momento gioca, una squadra che in questo momento avrebbe meritato di ottenere 6 punti nelle ultime due partite, perché comunque è una squadra che ha tirato fuori gli attributi, ha riscoperto Coralli, ha trovato un Surraco che in questa categoria ha dimostrato ancora una volta di essere un giocatore davvero importante. Poi gli acquisti che ha fatto a gennaio come Gidai, Scaglia e Rigoni si sono rivelati azzeccati. Djuric ha giocato 20 minuti contro il Novara e ha fatto reparto da solo ed ha contribuito insomma a tenere sulla squadra per tutto il finale di partita. Quindi secondo me Cittadella se la può ancora giocare, e direi di quelle sotto lì Cittadella e Regina hanno qualche chance secondo me di arrivare quantomeno ai play-out, perché comunque adesso si gioca, primo obiettivo è arrivare ai play-out, anche perché in questo momento Cittadella, Regina, Padova e Juventà sarebbero tutte e quattro in Lega Pro, perché ci sono i 5 punti di vantaggio del Novara nei confronti del Cittadella, quindi non si giocherebbero neanche i play-out. Infatti, vedremo dunque se Cittadella e Padova sapranno ottenere la salvezza, sapranno arrivare a questo obiettivo, esausti alla meta sicuramente con molta fatica, però magari uno scossone soprattutto da parte del Padova, che come ricordavi tu è certamente la squadra messa peggio. Grazie Federico, intanto buon proseguimento di serata, alla prossima. Quello per le padovane. Ringraziamo quindi Federico Franchin, giornalista del Mattino di Padova. Adriano, siamo arrivati in conclusione della nostra puntata numero 361, per cui possiamo dare anche il live dell'unica gara professionistica disputata a Reggio Emilia. Il Savona è passato per 1-0 grazie alla rete, come avevi giustamente ricordato te prima, di Maccarone. Sì, dunque vittoria da parte del Savona, 1-0 sul campo della Reggiana. Questo l'unico impegno, non c'era Serie A, non c'era Serie B, perché la settimana va ad essere dedicata alla nazionale. Italia impegnata contro la Spagna in amichevole in trasferta a Madrid allo stadio Vicente Calderón mercoledì sera alle ore 21. Intanto dobbiamo fermarci, abbiamo abusato fin troppo della pazienza di Roberto Colombo in regia, che salutiamo. Grazie Roberto anche per stasera. Daniele, torniamo a questo punto sabato alle ore 13. 8 marzo. Esatto. Sabato alle ore 13 con la puntata numero 362 di Calcio Parlando. Domani potete tornare a leggerci www.calcioparlando.com, e quindi analizziamo anche le vicende dei campionati esteri, poi soprattutto andiamo anche a rianalizzare quanto è successo nella Serie B e in Lega Pro. Da Daniele Madasi e Adriano Ancona.
Un ringraziamento per averci seguito e la linea può tornare alla regia centrale di Radio Padania Libera. Avete ascoltato Calcio Parlando. L'immagine della tua azienda è fondamentale. Il partner giusto è Damiano Brambilla, professionista del settore